Presidente, oggi l'inizio di un nuovo percorso, dopo tantissimi anni i liberi consorzi ritornano all'attività diciamo, sul territorio. Ecco, le sue priorità in questo senso? Sì, oggi a pieno titolo diciamo che entra la politica dopo 12 anni all'interno di questo palazzo. Siamo contenti. E siamo contenti anche perché i consiglieri provinciali eletti rappresentano tutto il territorio, a partire da Licata a Montevago, a Cammarata, ad Agrigento, a Favara, quindi a Macchia del Leopardo. Diciamo che i territori sono tutti rappresentati e quindi siccome i consiglieri sono anche consiglieri comunali e sindaci, conoscono quali sono le necessità e le criticità del territorio e porteranno sicuramente le istanze all'interno di questo palazzo per poterle risolvere. Ecco, lei in particolare che idea ha sulle priorità, insomma? Guardi, le priorità, io l'ho detto in campagna elettorale, continuo a ribadirlo, la viabilità, la scuola e poi a seguire tutto il resto, perché poi c'è diciamo, quello che è il turismo, lo sviluppo economico del territorio. Ecco, ci sarà una maggioranza all'interno del Consiglio? Come funzionerà con questo nuovo diciamo, schema politico? Guardi, noi le liste che mi sostenevano diciamo, hanno avuto 7 consiglieri comunali, ci sono 5 consiglieri comunali delle liste che sostenevano il mio competitor, però diciamo che sono convinto e sicuro che trattandosi di sindaci e consiglieri comunali riusciremo a trovare la sintesi, a collaborare tutti assieme per il bene di questa provincia. Il Libero Consorzio è impegnato fattivamente nella realizzazione del progetto aeroporto di Agrigento, in questo senso dovrà dare delle risposte all'ENAC che ha chiesto ulteriori chiarimenti, ma ciò comporta anche un impegno economico notevole. Sì, guardi, io in questi giorni non ho avuto tempo perché diciamo, sono giorni istituzionali, quindi di conoscere i dirigenti, conoscere gli impiegati, fare le visite istituzionali a tutte le autorità diciamo, presenti nella provincia. Dalla prossima settimana ci dedicheremo anche a questo. Sul ruolo di 2025 Agrigento Capitale della Cultura, quale sarà il vostro impegno? Ma sul ruolo 2025 Capitale della Cultura sicuramente il nostro impegno sarà massimo. Io l'altro ieri ho incontrato la dottoressa Cucinotta, abbiamo iniziato una prima interlocuzione, noi cercheremo di dare tutto quello che c'è possibile affinché questa provincia di Agrigento, perché Agrigento Capitale della Cultura poi racchiude tutta la provincia, quindi dà lustro a tutta la provincia, allora da parte nostra ci sarà tutta la collaborazione affinché ci sia un cambio di tendenza e si porti veramente alto il nome di Agrigento. Le risorse finanziarie saranno messe a disposizione da parte sia della Regione che dello Stato? Ma guardi, in questo noi ci lavoreremo perché innanzitutto chiederemo di togliere il prelievo forzoso che è stato fatto nei confronti della provincia fino ad ora, perché noi abbiamo bisogno di lavorare e di dare risposte, ma per dare risposte abbiamo bisogno delle finanze, quindi la Regione e lo Stato ci devono venire incontro, darci aiuto e comunque noi chiederemo con forza assieme a tutti gli altri presidenti dei liberi consorzi della provincia affinché ci venga ridato quello che era già nostro.